Sportivi siciliani di nuovo insieme anche per questo mercoledì con la puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il solito tragitto che ci porta dal campionato di Serie D sino al campionato di eccellenza con i due gironi che sono anche quest'anno molto impegnativi. Il nostro ospite di questa settimana, mister Marco Mineo. Ciao Marco, ben trovato. È un piacere averti a penalty. Piacere mio e grazie dell'invito, Ettore. Allora Marco, diciamo subito una cosa fondamentale. Hai iniziato la stagione in promozione con l'Aspra e poi ti sei fermato. Siamo tutti curiosi di sapere la motivazione. Ma sai, quando non scocca la scintilla è così, nel senso che magari all'inizio c'è l'innamoramento, ti piaci, pensavamo di fare una squadra competitiva. E invece? Con l'andare del tempo mi sono accorto che c'era qualche cosa che non andava e quindi poi su 8 partite giocate ne vinci una, ne perdi 2, ovviamente con un'aspettativa molto alta, è stata una decisione molto facile da prendere. Ma anche un po' sofferta, perché diciamolo pure, un allenatore non lascia mai facilmente la panchina. Sì, però ho l'esperienza giusta per capire che probabilmente ci sono dei momenti in cui è giusto fermarsi e quindi ho fatto questa scelta e chi lo sa, poi adesso abbiamo la possibilità di rimetterci di nuovo. È vero. È arrivata qualche richiesta? Ci anticipi qualcosa in questo mese di dicembre dove il calciomercato è sempre apertissimo? Qualcosina, qualcuno, però niente di serio, ci riposiamo e ci godiamo la famiglia. E ecco. nel frattempo osservi un po' di partite, perché è giusto che sia così, no? Ci mancherebbe. Certo. D'altra parte un allenatore deve anche molto vedere le altre squadre, non dico per fare delle valutazioni, ma anche per vedere modalità di sviluppo di gioco o altro. Ma credo che sia giusto anche aggiornarsi, e quindi l'aggiornamento passa dal vedere le partite del nostro calcio, quindi diciamo, non dico ogni domenica perché sennò ovviamente la moglie dice è meglio che vai a allenare, Infatti, a quel punto... ma spesso vado a vedere le partite di cartello, di eccellenza, di promozione, visto che sono vicino casa e quindi sì, mi diverte anche capire quello che succede. Prima parte dedicata principalmente al campionato di Serie D, stai seguendo il campionato di Serie D? È un po' ingarbugliato rispetto agli altri anni dove generalmente insomma, la società forte, ex professionistica, un po' dettava legge. Quest'anno c'è un certo equilibrio. Mi ricorda molto, Ettore, io sono bagherese, quindi diciamo ricordi di quell'interregionale di una volta, no? Mi ricorda molto quell'interregionale dove c'erano tante squadre siciliane. Era un girone tutto completamente siciliano. E questo qui è simile, diciamo, quindi ci sono tanti derby, è un bel campionato avvincente, seguo con attenzione anche alcuni amici che allenano in Serie D, uno fra tutti Ciccio Di Gaetano, quindi sì, la Serie D la seguo. Ci piace perché insomma hai detto bene, quest'anno è tutto un punto interrogativo, qualsiasi risultato può essere a sorpresa, anche l'ultima in classifica può battere la squadra di testa, quindi è la dimostrazione che il campionato di Serie D di quest'anno è veramente molto difficile da vincere e soprattutto anche cercare di salvarlo, nel senso che le retrocessioni quest'anno rischiano di coinvolgere soprattutto le squadre siciliane, no? Immagino, cioè, io credo che sia uno dei campionati più equilibrati, logico è che essendoci tante siciliane c'è la possibilità che purtroppo qualcuna vada giù, però speriamo di no, ecco, speriamo di no. Benissimo, allora a questo punto apriamo ufficialmente la nostra puntata ed apriamo giustamente con il campionato di Serie D. Bel campionato. Si è giocata la 14ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati di domenica. La Castrum Favara che perde in casa contro la Scafatese FC 1-0, FC Pompei batte Città di Sant'Agata 3-1, pareggio tra Locri 1909 e Ragusa Calcio, pareggio anche tra Nis FC e Regina 1914. Paterno Calcio batte Licata Calcio 1-0, San Biase batte Città di Aciriale 4-2, San Cadaldese batte Nuovi Gea Virtus 2-1, Siracusa Calcio batte Acragas 5-0 ed infine l'Enna Calcio che vince addirittura a Vibo Valencia per 1-0. Una conferma dunque in testa per il Siracusa Calcio, al primo posto con 32 punti, 29 Scafatese FC con 26 Regina 1914 insieme a San Biase e Vimonese Calcio, 22 Paternò con 19 Enna Calcio, 18 Castrum Favara, 17 punti per Nis FC, Nuovi Gea Virtus e Locri 1909 con 16 FC Pompei e San Cataldese, 14
11 punti il Ragusa Calcio, con 13 Città di Sant'Agata, 12 punti per il Licata, con 11 il Città di Aciriale, chiude la classifica l'Acragas con soli 7 punti. Abbiamo anche il tabellino a questo punto delle partite che si giocheranno domenica prossima: Acragas Vibonese Calcio, Città di Aciriale FC Pompei, Città di Sant'Agata San Cataldese, Enna Calcio Nis FC, Licata Calcio San Biase, Nuove Gea Virtus Scafatese FC, Paterno Calcio Siracusa Calcio, Ragusa Calcio contro la Castrum Favara ed infine Regina che gioca contro il Locri 1909. Allora, partiamo subito da questa Scafatese che ha dimostrato comunque di non mollare. Ha perso la settimana scorsa il big match contro il Siracusa, però è anche vero che insomma ha resettato tutto, addirittura anche cambiato l'allenatore, è arrivato un allenatore professionista. Questo cosa ci fa capire? Che il campionato veramente quest'anno di Serie D è ancora apertissimo, probabilmente per moltissime giornate anche del girone di ritorno. Sì, diciamo, dici bene tu, il cambio dell'allenatore della Scafatese è un cambio importante, nel senso che arriva Azzori, non arriva un allenatore, l'ultimo certo. arrivato, quindi è logico che danno un segnale importante anche in vista del mercato di dicembre. In questo momento mi sembra di capire che comunque il Siracusa abbia ingranato un po' la quinta e quindi probabilmente sta dando quella continuità che può dare sicurezza e un vertice chiaro a questo campionato. D'altra parte, insomma, andare a vincere anche a Scafati non è certamente facile, no? Sì. Vinci sì 1-0, ma vinci con una diretta concorrente per la vittoria finale. Diciamo che quelle sono vittorie che non valgono 3 punti, ma ne valgono 6. Hai detto bene, quindi hai detto bene. Sta dimostrando che il lavoro, la programmazione, la società ovviamente seria sta dando i frutti sperati. È vero. Allora a questo punto guardiamoci il servizio alla vittoria appunto della Scafatese 1-0 contro la Castrum Favara. Il campionato è ancora lungo e c'è modo di rimediare un brutto colpo, ma la fiducia di chi è in forma sarà difficilmente frenata. Amici appassionati di calcio, siamo live dal Giovanni Broccoleri di Favara, provincia di Agrigento, e Castrum Favara Scafatese, 14ª giornata del girone I di Serie D. Squadra ospite che adesso subisce questo calcio di punizione battuto dalla Favara verso la porta, si distende Becchi, pallone profondo, altra sponda di testa, alzata per il destro al volo, respinto da Scuffia, l'occasione per Neia, passaggio verso il centro, Esposito libera, 1-2, Esposito allarga, c'è Ciam sterzata, mancino di Ciam, il gol della Scafatese che si porta avanti con Ciam 1-0 dei Campani, il gol, il primo in carriera in Serie D per Ciam. Aliperta Scuffia, il pallone rimane lì, Markic ma in fuorigioco. Ciam, posizione regolare, passaggio sotto le gambe, rimpallo vincente, altro mancino, deviato fuori. Giocate veloci del Favara, Camilleri in profondità, pallone per avanzato, e c'è la rete del Favara, annullata per fuorigioco. Romero, c'è il varco, avanzato, può andare, ancora avanzato, calcia da posizione defilata. È ancora del Favara, il possesso, nuovo cross, Romero ad infilarsi. Parte Neia, secondo palo, colpo di testa di Albadoro. Si è abbassato un attimo Palermo, la piana prova il colpo di prima, poi ce la fa comunque, pallone in verticale per avanzato, e Sebecchi la prende il portiere della Scafatese. La piana, un minuto di recupero. Romero si muove, la piana è abbastanza libero, potrebbe anche calciare, tira la piana, largo, ancora la piana, trova il cross, tutto su Markic, doppio controllo, l'arbitro va a guardare in mezzo, colpo di testa di avanzato che non c'è, va Aliperta in mezzo, Markic, colpo di testa all'indietro, Scuffia. Va a prendersi nel giallo con Markic, c'è l'espulsione. Allora Scafatese in 10, Favara che ha poco più di 5 minuti più recupero a disposizione. Demin da fuori,
Colpo di testa di Puccio. Pallone arriva dall'altro lato. Nuovo traversone, secondo palo! L'anticipo decisivo nei confronti di Vaccaro, cross di La Piana. Ma c'è il triplice fischio ufficiale, la vittoria della Scafatese sul campo del Favara 1-0. Come avete potuto ben vedere, siamo già in atmosfera natale, per cui è carino accompagnare anche le partite che guardiamo con questi jingle che ci fanno capire che ormai l'atmosfera di Natale è dietro le porte, anzi già esplosa secondo me sotto questo punto di vista. E quando arriva Natale arriva il calciomercato. Quando arriva il calciomercato, secondo me poi bisogna anche un po' fare i conti con le possibilità economiche delle società, perché ci sono soltanto parole alcune volte. O sbaglio, Marco? Ma diciamo che comincia un altro campionato, perché ci sono squadre che lasciano andare magari i pezzi pregiati, squadre che cercano di rinforzarsi, squadre che magari stanno andando male e riescono a fare un mercato che li aiuta, quindi si stravolge un po' tutto. Sì, poi ci vuole la forza economica per cercare di cambiare le sorti di un momento che magari non va bene. Secondo me c'è anche un'esagerazione nell'individuare questa parte del mese di dicembre con questo calciomercato che mi sa troppo da professionismo, mentre invece, diciamolo pure, il campionato di Serie D è principalmente un campionato nazionale dilettanti. Allora cancelliamo la parola dilettanti e la classifichiamo come una nuova Lega Pro 2. Beh, però diciamo che ormai in realtà è così, nel senso che la Serie D ha dei connotati reali di una Serie C2 di una volta, È vero. quindi in realtà diciamo questo è vero. La verità è che comunque i giocatori si fanno, ormai c'è poca professionalità, nel senso che si fanno abbindolare tanto dalle promesse E ce ne sono tante. Ce ne sono tante e quindi magari spesso non riescono a essere così professionali. Poco fa vedevamo un po' il gol del giocatore della Scafatese e commentavamo di quanta gente straniera viene. Purtroppo. La verità è che c'è un motivo ed è legato appunto alla, secondo me, sempre meno professionalità della gente italiana che gioca a calcio, a tutti i livelli. Condivido. Poc'anzi abbiamo parlato di squadre che non stanno certamente rendendo al massimo. Una di queste è certamente il Città di Sant'Agata. Poca continuità di risultati e adesso un'altra ennesima sconfitta in casa del Pompei. Come vedi la situazione di Raciti? Pericolante oppure continueranno a lavorare con Ezio? Io penso che un mister come Raciti per il Sant'Agata sia un allenatore importante, dico, per lui parlano i risultati, Certo. Quindi io sicuramente prima di fare delle valutazioni sul mister credo che si dovrebbero fare lì delle valutazioni sulla rosa, che è una rosa comunque molto giovane, che tu dici non sta facendo bene, io dico che secondo me per quello che è il valore della rosa, diciamo, anzi riescono a tenersi lì in lotta per cercare di Però hai ottenere una perso salvezza. contro una diretta compagine per la salvezza. Il vero problema del Sant'Agata è che dentro fa delle prestazioni, fuori ne fa altre, quindi sai, diciamo, questo poi incide un po' in questo campionato e anche incide il fatto che, ripeto, è una squadra molto giovane. Guardiamoci gli highlights con anche le interviste post partita. FC Pompei che vince 3-1 proprio contro il Città di Sant'Agata. Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Santa Maria la Carità, benvenuti a Pompei Sant'Agata, sfida valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie D di calcio, girone I. Eccolo il fischio dell'arbitro, il fischio del signor Cipolloni, è iniziata Pompei Sant'Agata, ecco la palla per vie centrali, poi la proposizione in avanti di Della Pietra che riceve sulla destra, Della Pietra! Dalla destra di Della Pietra, ripartenza immediata del Sant'Agata con Manfrelotti che riceve palla in una posizione buona del campo. Manfrelotti rientra, Manfrelotti ci prova Nunziante con la conduzione del pallone. Nunziante esplode il tiro, palo pieno di Nunziante. Parte De Luca, palla in mezzo! Gol pazzesco del Pompei. Assist di De Luca. Spiovente dentro, ha segnato il difensore capitano Magnus Trust. De Luca ancora a cercare il colpo di testa, stavolta di De Martino. Arriva però il duplice fischio dell'arbitro. 1-0 per il Pompei, questo è il risultato
sul punto di battuta di questo secondo tempo Aurino, che colpisce in questo momento su invito del fischio dell'arbitro al limite dell'area di rigore per affondare e cercare il colpo di testa su assist di De Luca. Succede proprio questo con Buschiazzo, quindi ancora un po' di confusione a centrocampo. Della Pietra la fa sua con astuzia, poi serve sulla sua verticale De Luca, che può andare in avanti, c'è dentro con il numero 25 Vitale, l'incaricato delle palle inattive per i suoi. Eccolo il cross di Catalano, palla dentro, è arrivato il gol del Sant'Agata, rimessa laterale appena battuta dall'out di destra, palla che scorre dentro. Aurino cambia tutto a cercare Rosati, punta l'uomo Rosati, rientra con il sinistro, Rosati, palla dentro, palla in avanti a cercare Agnelli, c'è un po' di spazio per il Pompei, Agnelli lo attacca, Agnelli conduce la palla, poi serve Eli Lali da quella parte, Eli Lali rientra una volta, due volte, Eli Lali ha segnato il Pompei, vantaggio meritato grazie a un'altra rete di Eli Lali. Adesso però deve preservare il vantaggio il Pompei, ancora con Eli Lali in attacco, Eli Lali col sinistro, Sclafani a raccogliere la ribattuta momentanea del Pompei. Adesso De Martino approfitta della situazione di stallo del Sant'Agata. Tompt adesso contro un difensore, Tompt sgasa in avanti, Tompt col sinistro e insacca la palla Tompt. Un gol pazzesco del numero 20 a risolverla per Gianluca Esposito. Sono ancora una volta i neoentrati, prima Eli Lali e adesso con il numero 20 Eleonai Tompt, che insacca ancora una volta alle spalle di Ciocco Cam per il 3-1 del Pompei. Può ripartire con Aurino il Pompei, Aurino col tiro, palla in avanti a cercare De Martino, bravissimo a farsi spazio con il corpo. De Martino davanti al portiere, sceglie per vie interne qualcuno, anzi no, scaglia il tiro verso la porta senza trovarla, però finisce qui, finisce così, finisce 3-1 per il Pompei, la sfida con il Sant'Agata. Le atmosfere di Natale per continuare a raccontare il calcio dilettantistico siciliano, lo stiamo anche vedendo nel nostro video wall, questo logo che augura un buon Natale a tutti i dirigenti, a tutti i giocatori. Ci sarà adesso tra non molto la pausa, anche se ci sarà l'intermezzo dedicato anche alla Coppa. È anche vero che arrivando a Natale spesso e volentieri i dirigenti un po' si rendono conto anche delle possibilità economiche per continuare la seconda parte della stagione, perché in molti proprio quando arriva Natale tagliano i ponti. O sto sbagliando a dire questa cattiveria? Ma non è una cattiveria, è la realtà. Magari una società pensa di fare un campionato di vertice e si trova a metà classifica ed è normale che magari pensa a risparmiare qualche soldino per poi... Si ridimensionano. Si ridimensiona, oppure c'è qualche società che magari non pensava di trovarsi lì e magari fa qualche acquisto. Questo fa parte del calcio. Fa parte del gioco. Del calcio, esatto. Pareggio fuori casa per il Ragusa, nel frattempo possono già partire le immagini in casa dell'Ocri. Attenzione, perché pareggiare all'Ocri non è certamente facile, un 2-2 che penso possa dare anche un nuovo, insomma, una nuova possibilità alla squadra ragusana per risalire alla classifica, perché in molti la davano, diciamo, in continua discesa. Invece credo che comunque questa squadra ha delle qualità, perché non è stata costruita certamente per vincere il campionato, però una salvezza assolutamente è alla sua portata. Ma credo che stia facendo bene il Ragusa, nel senso che comunque ha fatto dei punti, non è una squadra
di quelle che tu dici si può salvare tranquillamente, nel senso deve lottare, sta lottando, sta facendo bene, questo è un ottimo risultato all'Ocri, non è facile uscire con un pareggio da lì. 2-2 tra l'altro. 2-2, lottato, quindi è una squadra che ha sentimento, come si suol dire, quindi stanno facendo un ottimo lavoro, ecco. Mi piace la parola sentimento perché io credo che proprio in Serie D molti giocatori, se hanno quel sentimento di attaccamento alla propria maglia, probabilmente possono mettere quella chance in più per la salvezza di quella squadra. Non so se sei d'accordo, oppure è utopistico e lo sogno soltanto perché è Natale. No, Ettore, io dico che il sentimento nel calcio, diciamo, ci voglia sempre, nel senso che i giocatori, se mettono qualcosa in più, il risultato della squadra e anche le prestazioni dei giocatori saranno diverse, quindi per quando dico sentimento dico proprio la voglia di emergere e di riuscire a uscire da quella che può essere una classifica deficitaria. Quindi il Ragusa assolutamente alla portata questa sua salvezza, d'altra parte insomma da qualche anno già in Serie D, probabilmente mancano i presupposti per cercare comunque effettivamente di posizionarsi anche nella parte alta della classifica, ci vogliono delle idee, delle strutture, tra l'altro il loro campo ancora inagibile, cioè tante cose che purtroppo poi alla fine incidono in quello che è il percorso di crescita di una società. Questo è un aspetto, l'altro aspetto è comunque ci vogliono anche delle risorse economiche per cercare di fare un campionato diverso e quindi ovviamente poi molte squadre, non dico che si accontentano, ma devono fare i conti. Devono fare i conti con il portafoglio. Le società serie fanno, diciamo, in maniera diversa rispetto a quello che diciamo a dicembre, sì. No? Cercano comunque di mantenere gli impegni, ecco. Certo, questo è anche vero. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare a questo punto della Regina che pareggia in casa della Nissa. Voglio sentire subito una battuta sulla Nissa del neo allenatore Campanella, ma anche su questa Regina che a sua volta insomma, ha cambiato anche allenatore, è ritornato Trocini e credo che la Regina possa ancora essere una delle squadre interessate alla vittoria finale. Allora, sulla Regina dico che non ha continuità e lo stiamo vedendo, ha già cambiato da Pergolizzi a Trocini, ora è ritornato di nuovo Trocini, insomma c'è un po' di confusione e quindi ovviamente tu parli di vittoria finale, credo che abbia la rosa per poterci puntare, però forse ha poca pazienza nell'aspettare che ci possa essere una continuità. Però è che è vero, il campionato di Serie D lo devi vincere per andare in Lega Pro, perché se speri in un ripescaggio... Non esiste proprio, quindi la Regina deve provare a vincerlo. Mentre invece per la Nissa? La Nissa io sono, diciamo, un estimatore e un amico di Nicola Terranova e quindi mi è dispiaciuto per il suo esonero, però... Anche io sono un amico di Nicola, ci tengo a dirlo. Credo che abbiano preso un allenatore di una esperienza tale che ovviamente con due mosse ha cercato di riportare una serenità che forse negli ultimi tempi non c'era più. Beh, vince a Decidiale e pareggi con una squadra forte come la Regina però. È vero pure che comunque la Nissa adesso stanno cercando di muoversi sul mercato e magari faranno una squadra... Beh, l'acquisto di Bonanno, ex Licata, è un acquisto dove ti fa capire che insomma almeno la griglia playoff insomma, potrebbe essere a portata di mano. Ma Giovannone credo che abbia questa ambizione, poi io ritengo Bonanno uno dei giocatori più forti di questa categoria e quindi è un grande acquisto. È vero, di contro ti dico che comunque col tempo Nicola secondo me sarebbe riuscito a trovare il bandolo della matassa. E purtroppo la vita degli allenatori è anche questa. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Nissa e Regina, 1-1 il risultato finale. Gara di cartello quella che si disputa sul prato verde del Marco Tomaselli di Caltanissetta per la 14ª giornata del girone I di Serie D. La Nissa ospita la Regina, padroni di casa che vogliono consolidare la propria classifica dopo il pareggio contro il Ragusa ed un successo fondamentale in casa della Cireale. Sul fronte opposto gli Amaranto sono reduci da un'importante striscia di risultati utili consecutiva e cercano punti pesanti per la rincorsa alla vetta. Dirige l'incontro il signor Andrea Pani di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Stefano Petarlin e Alex Scaldaferro di Vicenza. Schiera con un 4-3-1-2 la propria Nissa, mister Campanella di fronte a Elezai, Zarrillo, Bruno, Gamez Vieto e Neri. In mediana spazio ad Agnello, Mannino e Pagano, con Rotulo ad assistere il tandem offensivo composto da Semenzin e Diaz. Risponde con un 4-3-3 la Regina di fronte al Lago Nigro, Vesprini, Ingegneri, Girasole, Endoie. In mediana Basalandria e Urso, tridente pesante con Renelus, Barnanco e Antonino Ragusa. Passiamo, grazie alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice, a raccontarvi del film di questa sfida.
Anche quest'oggi non manca il pubblico delle grandi occasioni al Tomaselli di Caltanissetta nonostante il freddo e la pioggia. Primo sussulto di Marca Amaranto sulla catena mancina, combinano bene Ragusa e Ba, con quest'ultimo che prova a sorprendere Elezai sul suo palo. Attento però il numero 1 giallorosso ad evitare guai peggiori alla propria porta. Immediata la risposta nissena al decimo con il break di Rotulo in zona mediana, sfera allargata a destra da Semenzin, destro potente ma centrale, facile preda di Lagonigro. Giro di boa della prima frazione a bussare verso la porta avversaria e la Nissa con Mannino che prova a sfruttare al meglio una disattenzione difensiva degli Amaranto. Attento e coraggioso Lagonigro in uscita bassa. Gara abbastanza bloccata al Tomaselli di Caltanissetta, la Regina prova a sfruttare il campo in ampiezza con Ragusa e può puntare il diretto avversario, prendere il fondo per un cross velenoso smanacciato dalle Zai. Sul finire di frazione magistrale azione imbastita di nuovo mister Campanella, triangolo perfetto tra Rotulo e Diaz con l'attaccante giallo-rosso atterrato da Lagonigro. Dopo aver calciato ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Secondo il fischietto sardo glaciale, Diaz dagli 11 metri fa esplodere il Tomaselli, intuisce solamente l'estremo difensore Amaranto. Inizio secondo tempo a ritmi blandi, mister Trocini getta la mischia Provazza e Perri per Ba e Renelus, staffetta in attacco per i giallorossi con Samache che rileva Diaz. Latitano le occasioni da red sul sintetico di Caltanissetta, a farla da padrone falli e calci piazzati. Sui sviluppi di un corner in favore degli Amaranti, punito un contatto e coinvolge Agnello anche in questa occasione. Eccesso di zelo per il direttore di gara Pani. Dal dischetto si presenta Davis Curiale, entrato da appena 4 minuti in campo, non se lo lascia ripetere 2 volte, è Fredda Elezai che sfiora solamente il pallone alla sua destra. Mister Campanella richiama in panchina Pagano al suo posto dentro dall'Oro. Amaranto che nel finale ci provano più con i nervi che con le idee. A 2 dal termine Provazza mette un cross velenoso per Curiale. Attento Elezai nel finale, scampoli di gara per Lopizzo in luogo di Mannino a spezzare ulteriormente il ritmo del finale. L'ingresso in campo di Tuminelli per Semenzin, non c'è più tempo al Tomaselli di Caltanissetta. Triplice fischio del fischietto sardo, un'ottima Nissa costringe una Regina senza idee al pari. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. In bocca al lupo dunque alla Nissa, ma in bocca al lupo anche alla Regina. E adesso dobbiamo parlare del Paternò, ma dobbiamo parlare anche di questa continua crisi delicata che perde ancora una volta in casa del Paternò, che è certamente, secondo me, un po' squadra rivelazione di questo girone. Battuta sulle 2 compagini. Intanto, diciamo, io ho avuto la fortuna negli anni di eccellenza di incontrare Catalano, un allenatore molto preparato, una bravo. Gaetano è una persona molto per bene, molto educata, e ho sempre apprezzato il lavoro che faceva con le sue squadre, quindi non mi meraviglia il fatto che a Paternò stia facendo bene. Come hai detto bene tu, secondo me è la vera rivelazione di questo campionato. E poi c'è un giocatore che è Retucci, che a me piace tanto e che ovviamente mi ricorda i miei trascorsi. Certo. Un giocatore che si vedeva che aveva la stoffa per fare una categoria superiore. Per quanto riguarda Licata c'è qualcosa che non va, perché ovviamente sono cambiati completamente gli obiettivi. Sono cambiati gli obiettivi e sono cambiati anche gli uomini, perché non è facile dopo tanti anni separarsi da Martello e Romano, che hanno fatto un po' la storia diciamo di questi anni del Licata. Soprattutto lo scorso anno con grandi difficoltà loro hanno portato una salvezza, anzi un campionato di media classifica con tante difficoltà di campo, con tante difficoltà di allenamenti. Eppure ci sono riusciti. È logico che adesso, per chi è subentrato, sia per Chiavaro che per Coppa, non sarà facilissimo ambientarsi subito o farsi amare subito dai tifosi licatesi, che sono molto caldi. E la situazione in questo momento è un po' deficitaria. Però sono convinto adesso, con l'arrivo di dicembre, credo che cosa succederà. Faranno un certo, paio hanno perso Bonanno, diciamolo pure. Hanno perso Bonanno, ma loro faranno qualcosa nel mercato per cercare di rinforzare la squadra. Sono convinto che hanno le potenzialità per salvarsi. Licata merita almeno la Serie D, sia per blasone ma sia anche perché il calore della piazza è importante, quindi speriamo bene. Benissimo, allora guardiamoci subito il servizio, la straordinaria vittoria appunto del Paternò 1-0 proprio contro il Licata Calcio.
Si abbassano le temperature nella prima domenica di dicembre, ma al Falcone Borsellino di Paternò l'atmosfera è caldissima per una sfida dal sapore particolare. Si affrontano Paternò e Licata. Via al racconto della sfida che vede la formazione ospite subito pericolosa. Ci prova Furina, il suo tentativo finisce largo di poco. Dopo appena un minuto Inzerillo si prende un rischio grossolano, palla a metà tra Rossi e Calaiò. Alla fine l'estremo difensore del Licata riesce ad allontanare il pericolo, come in questa occasione qui. Al minuto 7 Facundo Marin stoppa e conclude dal limite, ma Rossi risponde presente. La formazione rossa-azzurra continua ad attaccare e qualche istante dopo si rende pericolosa con Porcaro. Il suo tiro si schianta sulla traversa, azione poi cancellata dal fuorigioco. Al minuto 18 occasione per Retucci, il suo colpo di testa finisce fuori e l'attaccante si dispera. Alla mezz'ora di gioco ci provano gli uomini di Mister Coppa, calcio di punizione da cui arriva una doppia deviazione che però non crea gli effetti sperati, e al 38esimo ancora un'altra opportunità per il Licata, conclusione di Bonanno. Arriva la risposta di Tosoni e poi Sinatra anticipa Minacori. L'episodio chiave della sfida arriva nel recupero della prima frazione di gioco. Retucci serve Asero che probabilmente cercava Viglianisi nell'area piccola. Il suo tiro cross prende una traiettoria beffarda per Rossi e il pallone termina alle spalle dell'estremo difensore del Licata per il vantaggio rossazzurro. Il capitano trova così il suo secondo centro in campionato. Nel secondo tempo le emozioni che regala la sfida sono veramente poche. Al 13esimo il Licata prova a rendersi pericoloso, triangolazione perfetta tra Maimone, Bennici e Furina, azione che si conclude in un nulla di fatto con la difesa del Paternò che riesce ad allontanare ogni pericolo. Ulteriore opportunità per il Licata quando al minuto 19 Minacori cambia fascia dove c'è Lanza che va vicinissimo al gol, azione poi cancellata da un fuorigioco. Nel secondo tempo il gioco risulta spezzettato, condizionato dai parecchi falli commessi in campo. Alla mezz'ora di gioco Pino entra in modo irregolare ai danni di Guida. Il difensore licatese, già ammonito, prende il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in 10 uomini. L'ultima occasione della sfida è per il Licata. Al minuto 43 Minacori apre per Bonanno che premia l'inserimento perfetto di Maimone, chiuso da un ottimo intervento di Panarello. A fine gara il Paternò festeggia una vittoria importantissima per 1-0 e il quarto 1-0 consecutivo casalingo per la formazione di Mister Catalano, che diventa la seconda miglior difesa dell'intero girone I di Serie D, solo dopo il Siracusa che farà tappa al Falcone Borsellino domenica prossima in una sfida su cui ci saranno tutti i riflettori puntati. Prima però il match di recupero contro l'Acragas nel giorno di Santa Barbara. Un'altra squadra in crisi è certamente la Ciriale. Da dove iniziamo? Una stagione quasi del tutto fallimentare, nel senso che l'allenatore adesso è andato via, c'è ancora un po' di bagarre tra Gnoffo e forse anche Settineri. Io credo che forse questa indecisione ha inciso in questo percorso negativo, almeno in questo girone d'andata per il Città di Aciriale. Ma io mi immagino la piazza, perché lì sono molto caldi. Mamma mia, mamma mia, hai detto bene. Non sarà facile per nessuno, assolutamente. Non era facile per Epifani, non sarà facile per chi arriverà. Ignoffo viene da una bella esperienza a Chieti, e credo che però ci sia qualche problema dal punto di vista economico. Di tesseramenti, anche di rimborsi che ancora quindi, diciamo, sono spettanti. E quindi credo che era lui la prima scelta, ma credo che ci sia bisogno del tempo e forse la Ciriale ne ha poco. Se andasse Settineri, ti dico, con Alessandro c'è un bel rapporto, dico sarei contento per lui, e anche perché forse dopo la bella stagione che ha fatto l'anno scorso, che ha sfiorato la Serie D, sì. Forse ha beccato il Pompei. Ha beccato il Pompei, però ha fatto un bel percorso perché è arrivato in un momento particolare. Certo. Io spero che possa avere questa opportunità e la possa giocare al meglio. Stiamo guardando le immagini della sconfitta ennesima in casa del Sambiase, e Sambiase è anche un po' rivelazione, no? È altissima in classifica, c'è molto entusiasmo, neopromossa, a dimostrazione che l'entusiasmo poi
insomma aiuta nei risultati positivi, soprattutto quando giochi in casa. Beh sì, assolutissimamente. Vediamo adesso da dicembre in poi quello che succede, nel senso che hanno fatto l'entusiasmo aiuta, ma adesso vediamo se da dicembre in poi riescono ad avere lo stesso rollino di marcia che hanno avuto adesso. È vero, è vero. Allora possiamo rientrare in studio perché dobbiamo presentare subito il match tra San Cataldese e Nuova Igea Virtus. Il tuo mister amico purtroppo... Siamo cugini, guarda. Addirittura, parliamo di Gaetano. Di Ciccio, sì, siamo cugini di secondo grado, lui, la mamma sua era Campanella, la nonna di mio padre era Campanella, siamo cugini di secondo grado. Questa cosa non la sapevamo, l'abbiamo scoperta appena. È una cosa che diciamo, infatti ci chiamiamo cugini appunto perché siamo cugini. Vittoria della San Cataldese, Pidatella è uno che in casa insomma sbaglia pochissimo. E tu con Pidatella poi mi tocchi diciamo il cuore, perché ripeto, essendo bagherese io ho dei ricordi importanti. È vero, lui è stato una colonna anche. Orazio è stato un grande leader, è uno dei giocatori più forti che abbia avuto a Bagheria. È vero. Guardiamoci gli highlights e la San Cataldese che vince 2-1 proprio contro il cugino del nostro ospite, ovvero l'allenatore di Gaetano della Nuova Igea Virtus. I padroni di casa a caccia del pronto riscatto dopo la brutta sconfitta in casa del Ragusa, gli ospiti reduci invece da un rocambolesco pareggio contro il Castrum Favara. Benvenuti a San Cataldese Nuova Igea Virtus, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie D Girone I. L'arbitro del match è il signor Pier Ludovico Arnese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Guculuk e Cirillo. Con le immagini della prima frazione andiamo subito al minuto 6, quando Terrana si vede negata la gioia del gol per un fallo commesso nei confronti del difensore dell'Igea al momento della conclusione verso la porta. Al minuto 11, prima occasione per l'Igea con Federico Sino che prova la conclusione al volo, in due tempi però neutralizza Gaetano Dolente. Al 41esimo arriva però il vantaggio della Nuova Igea con Calafiori che mette il pallone in mezzo a Peri sul secondo palo, trova l'1-0. Adesso con le immagini andiamo al secondo tempo, minuto 18, la San Cataldese trova il gol del pareggio, nasce da un cross dall'alto di sinistra di Montaperto che trova l'inserimento perfetto di Mattia Terrana che batte il portiere avversario, trova la gioia della rete tra le muramiche del Mazzola e fa 1-1. Passano soltanto 3 minuti e arriva l'episodio che deciderà la partita. Fanguà in anticipo su Belmonte viene messo giù, il direttore di gara non ha dubbi, indica il dischetto dagli 11 metri, va Montaperto che non sbaglia col sinistro e trova la rete che ribalta la partita. Nei minuti finali la San Cataldese ha anche un'altra occasione con una conclusione di Suarez, arriva però il triplice fischio del direttore di gara che decreta la vittoria della San Cataldese, che torna al successo dopo 3 partite e lo fa davanti al proprio pubblico e si riscatta dopo la prestazione poco convincente contro il Ragusa. Che era una partita sotto controllo, era una partita dove puoi passare col 2-0 di trombino e chiudi la partita, invece no, cioè, a quel punto la San Cataldese sarebbe morta veramente, non sarebbe più riuscita ad entrare in partita. Però l'atteggiamento sbagliato, ci siamo abbassati parecchio, ci siamo abbassati al limite dell'area nostra, abbiamo difeso non so perché quel risultato che per quanto mi riguarda, per quello che è il mio modo di vedere il calcio e negli anni si è sempre visto, anche in inferiorità numerica abbiamo sempre attaccato, abbiamo sempre messo in difficoltà le squadre. Quindi di sicuro non sono felice di questo approccio del secondo tempo, di questa mentalità che per quanto mi riguarda è sbagliata. Quindi dobbiamo lavorare su questo e sono seccato perché era un'opportunità questa, una volta andati pure in vantaggio, e ripeto, la partita era sotto controllo, quindi non è che avevamo subito chissà che cosa fino a quel momento. Quindi
Poi la differenza l'hanno fatta i duelli. Primo tempo non abbiamo perso un duello e siamo andati in vantaggio, secondo tempo ci hanno massacrato ed è una cosa che non può accadere, perché non deve accadere. Ci hanno massacrati dal punto di vista agonistico e non va bene. È un campionato dove è difficile vincere, è difficile superare gli avversari anche nei duelli, quindi non è semplice. È una vittoria che ci dà 3 punti importanti, non cambia gli scenari perché siamo consapevoli che dovremmo lottare fino all'ultima giornata e quindi cambia poco. Siamo stati bravi a soffrire, come sempre. Quindi ho detto ai ragazzi che il sacrificio non garantisce la vittoria, quindi a volte può anche non bastare, quindi dobbiamo capirlo tutti e credo che siamo anche maturi per capire questo e quindi andiamo avanti. Abbiamo da raccontare ancora 2 partite, tra l'altro di 2 società importanti. La prima, quella del Siracusa, che vince 5-0, diciamo abbastanza facile contro l'Akragas. Un Siracusa che probabilmente non ha bisogno neanche di qualche aggiustamento, perché insomma la rosa è veramente top dei top per la categoria. Ma non solo la rosa, anche il fatto che ha trovato questa continuità. Io mi ricordo che all'inizio c'era molto scetticismo su Turati, addirittura le prime 2 partite non sono andate bene, già si parlava di un esonero di Turati. Invece quando si fanno lavorare gli allenatori con il loro gruppo e si lasciano in pace, hanno la tutela da parte della società, poi può succedere anche questo, di trovare una continuità e di vincere in Serie D una partita 5-0 non è facilissimo. Assolutamente, però insomma vinci contro l'Akragas, che sappiamo che in questo momento non sta attraversando certamente un momento positivo. Che cosa succede ad Agrigento? Cioè, che cosa vorrà fare Denil, Patron, nella seconda parte della stagione? Pensi che deciderà a questo punto di salvare la squadra? È arrivato il nuovo allenatore, ma per salvarla devi anche probabilmente fare un esborso economico e sperare in un miracolo, perché insomma il distacco anche dalla zona di salvezza è considerevole. Intanto l'Akragas è una partita da recuperare col Paternò, quindi magari il distacco si riduce. La verità è che adesso ha preso un allenatore di esperienza, uno che ha fatto per tanti anni la Lega Pro, quindi magari adesso anche lui è pronto ad investire, a fare dei miglioramenti in questa squadra che ovviamente non sta rendendo per quello che probabilmente doveva. Non era certamente questo l'obiettivo iniziale della stagione. Vabbè, può succedere. Voltiamo pagina e chiudiamo proprio con un'altra squadra importante che è la Vibonese, che invece da un paio di settimane a questa parte, diciamolo pure, è un po' in crisi, perché mi è caduto addirittura in casa contro l'Enna. Sì, una strana crisi in un paio di settimane, poi questa sconfitta secondo me molto inaspettata. Attenzione, merito anche dell'Enna che ha fatto una bellissima partita. L'Enna sta facendo un bel lavoro, nel senso che dopo 2 anni di eccellenza si ritrova in D, ma si sta ritrovando bene, nel senso che sta facendo un bel percorso, quindi vittoria meritata dell'Enna. È logico che uno dalla Vibonese 3 settimane fa forse parlavamo di una Vibonese che doveva essere l'antagonista del Siracusa. Diciamo che dopo la battuta d'arresto in casa della Ciriale è come se fosse cambiato qualcosa. Credo che ci sia stato qualche cosa che ovviamente adesso il mister Facciolo con il direttore devono cercare di sistemare nel più breve tempo possibile. E noi ce l'auguriamo, perché insomma se no perdiamo un'altra squadra importante nella zona alta della classifica e perdiamo questa suspense per la vittoria finale. Che fino adesso ci ha accompagnato. È vero, è vero, è vero. Allora chiudiamo dunque a questo punto la parentesi del campionato di Serie D. La domanda finale proprio per questa Serie D è rivolta al nostro mister, ma con tanta serenità. Chi lo vincerà il campionato? Io spero il Siracusa, lo dico con massima sincerità. Con massima sincerità. Beh, giustamente il Siracusa in questo momento ha certamente tutte le carte in regola per portarsi a casa finalmente questa tanto sospirata Lega Pro. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, la seconda parte come al solito è dedicata al campionato di eccellenza. A tra poco. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone.
servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Eccoci rientrati, partiamo subito con il campionato di eccellenza, subito con il girone A. Subito i risultati di questa 12ª giornata. Parmonval che vince 1-0 contro il San Giorgio Piana, Unitas Sciacca batte Partinico Audace 3-2, Accademia Trapani batte Castellammare 2-0, Casteldaccia batte Super Giovane Castelbuono 2-0, pareggio tra Città di Gela e Città di San Vitolo Capo, Marsala 1912 batte Oratorio San Cile e San Giorgio 1-0, Don Carlo Misilmeri Atletic Club Palermo 1-1 ed infine Folgore Castelvetrano che vince 3-0 in casa del Lascari. In classifica abbiamo la conferma giustamente dell'Atletic Club Palermo al primo posto con 28 punti, 24 Città di Gela, 23 Unitas Sciacca, 22 Don Carlo Misilmeri, 20 punti San Giorgio Piana, 17 Castellammare, con 16 Accademia Trapani, Marsala 1912 e Partinica Audace, 15 punti Città di San Vitolo Capo, 14 Folgore Castelvetrano e Parmonval, 13 punti per il Casteldaccia, 11 Super Giovane Castelbuono, chiudono la classifica l'Oratorio San Cile e San Giorgio con 9 punti ed il Lascari Cefalù con 5 punti. Tra poco andremo a vedere subito il big match tra Don Carlo Misilmeri e Atletic Club Palermo, però la battuta con il nostro ospite la devo fare per forza nei confronti del Casteldaccia, dove tu insomma credo hai attraversato un bel periodo della tua carriera. Beh sì, è una società a cui sono fortemente legato, abbiamo fatto 18 mesi insieme con un... Non sono pochi, no, per un allenatore. Non sono pochi, sarebbe stato bello finire 2 anni, diciamo, però voglio dire ho un ricordo bello di quegli anni, ho un affetto particolare al presidente D'Antoni per il DG Palmeri e per tutto l'ambiente del Casteldaccia, diciamo loro mi hanno concesso l'opportunità di andare in eccellenza e ti devo dire che non è mai facile. Il primo anno abbiamo fatto sicuramente un bellissimo campionato e il secondo me non stavamo facendo così male, forse ci aspettavamo tutti di più, però voglio dire è un ambiente che mi piace, c'è un allenatore che è un mio caro amico che è Pietro Tarantino e spero che possano tirarsi fuori da questa situazione. Beh, secondo me hanno le potenzialità. Stanno facendo bene, stanno trovando continuità e stanno trovando i gol di Giovanni Sferruzza che è la rivelazione di questo campionato e se lo merita perché è un ragazzo serissimo, è un professionista come pochi a Palermo e quindi ovviamente è la mia squadra in eccellenza, faccio il tifo per loro. Fai il tifo per loro. Perché hai fatto il tifo invece nel big match tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo, perché so che hai visto anche la partita.
Beh, non ho fatto il tifo per nessuno perché... L'allenatore deve stare al di sopra delle parti, No, l'abbiamo perché capito. ci sono due situazioni particolari, nel senso che Tommaso è un mio caro amico, ma con Mister Raciti ci siamo conosciuti da poco e c'è molta stima, sono due società che mi piacciono molto, devo dirti con sincerità che è stata una bellissima partita, una partita di eccellenza, Sì, è vero. dove devo fare i complimenti al Misilmeri e soprattutto a Tommaso perché nonostante le tante difficoltà, i tanti infortuni, è riuscito a mettere dentro dei ragazzi che hanno dato l'anima, molto giovani, di cui uno ha fatto gol, che è un figlio d'arte. Penso che ti ricorderai Totò Aiello, il mitico allenatore. Lui è il figlio di Totò Aiello, ha fatto gol al 90esimo, è stata una bella soddisfazione. Credo che il Misilmeri non abbia rubato nulla, di contro ti dico che l'Athletic dà la sensazione di una squadra forte che può vincere tutte le partite. Credo che abbia fatto l'errore di specchiarsi un po' troppo. Succede in eccellenza, Succede, di contro il Misilmeri ha un'impronta di gioco, ha una mentalità davvero. Devo fare i complimenti a Tommaso, ma li faccio dall'inizio dell'anno perché sta dando una grande prova di carattere e di quello che si può fare e di qualità e di quello che un allenatore può dare a una squadra. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights e ci sono anche le interviste post partita. Non soccombere contro la prima in classifica è già un grande risultato. Abbiamo subito il primo gol su calcio di rigore che era giusto, sacrosanto, perché alzare il braccio all'interno dell'area e fallo da rigore, non c'è nessun dubbio. Però orgoglioso di questi ragazzi perché anche in 10 siamo riusciti a portare a termine la partita nell'1-1 e vi posso garantire che avevo 5-6 under anche all'interno del campo e non hanno mai mollato, il che non significa che sono under e non sono bravi, sono dei ragazzi che devono crescere piano piano e questa è stata la partita che gli ha dato un po' la consacrazione, ma soprattutto la consapevolezza che sono bravi e che devono sempre migliorare, per cui sono orgoglioso dei ragazzi. Come ho detto che domenica scorsa non eravamo stati determinati e determinanti in tante occasioni e che ci poteva anche stare che la sconfitta, perché se non si lotta su ogni pallone partita per partita non si raccoglie mai nessun tipo di punteggio. Oggi hanno lottato su ogni pallone e hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti, con la prima in classifica, ma dove che voglio farli ancora migliorare, che magari con la prima in classifica le motivazioni vengono facili. E sono le squadre che magari tu incontri che sono un po' più di bassa classifica, che tante volte devi essere ancora più determinato e più motivato nel voler vincere la partita. Innanzitutto dovremmo cercare di recuperare qualche uomo, perché come hai detto tu prima all'inizio della domanda abbiamo fuori Ricciuli, Locascio era in panchina ma era ritornato dopo 3 settimane di fermo. Ora non sappiamo, Alberto, l'entità del danno che ha sentito un po' tirare parlo di Cosentino. Pellegrino penso che ormai se ne parlerà o a fine mese o all'ultima partita, oppure... Allora, è una squadra di giovani, è una squadra che in casa ha sempre fatto bene il Castelbuono, per cui la dovremmo preparare abbastanza bene, se non ti dico un po' come questa, ma deve essere forse anche di più di questa. Sapete perché? Perché come ho detto prima, tante volte giocare contro la prima, le motivazioni, la determinazione, il sacrificio viene facile. E quando giochi con le squadre che sono un po' più sotto di classifica, per cui l'ho detto pochi minuti fa all'interno dello spogliatoio, oggi siamo riusciti a fare una grande partita, ma dobbiamo dare di nuovo continuità di risultati. E domenica ne avremo ancora una più difficile di questa, perché loro in questo momento sono sotto, per cui cercheranno punti maledettamente, ma li cerchiamo anche noi. Per cui ecco perché ti dico dobbiamo riprepararci nuovamente, fare la conta degli infortunati e non, e cercare di prepararci al meglio, però abbiamo delle certezze in più di giovani che hanno fatto bene quando sono entrati. Certe volte capita di fare gol, certe volte che all'ultimo minuto, certe volte capita di subirlo. Loro ci hanno provato, ci hanno messo il cuore oltre l'ostacolo. Dispiace perché probabilmente il gol era viziato da un piccolo fallo di mani. Comunque, al di là delle recriminazioni, io penso che noi abbiamo fatto una grande partita
in un campo difficile contro una squadra veramente forte, ben allenata, ben messa in campo, con individualità importanti. Mister Raciti aveva preparato la partita in maniera perfetta, tutto era andato bene, in effetti abbiamo subito poco nonostante la loro veemente reazione, però ci prendiamo questo punto che è importante in un campo, ripeto, difficile contro una squadra che è nella parte alta della classifica. A prescindere, per noi le vittorie tutte le partite sono da vincere, quindi a prescindere da cosa fanno gli avversari abbiamo la possibilità, essendo primi in classifica, di poter decidere il nostro destino. Il cavolo del campionato è lungo, per cui un pari in casa o un pareggio fuori casa poco importa. Ripeto, pareggiare in un campo come quello di Misilmeri contro una squadra importante è un buon risultato. Dispiace perché l'abbiamo subito agli ultimi minuti, ma onestamente è una squadra che merita il nostro rispetto, l'abbiamo rispettata, l'abbiamo preparata molto bene, ripeto, mister Raciti ha preparato tutto in maniera perfetta. Probabilmente questo recupero non era previsto, scherziamo. Voglio anche ricordare che la trasmissione penalty anche nel mese di dicembre non si fermerà, vi terrà compagnia il 25, il giorno di Natale, e vi terrà compagnia anche mercoledì 1 gennaio e per la puntata proprio di giorno 1 abbiamo preparato uno speciale interessante ma che non vi voglio assolutamente anticipare già da adesso. Allora, continuiamo a parlare di eccellenza, complimenti dunque all'Athletic Club Palermo, voltiamo pagina perché dobbiamo subito fare il quadro del girone B. Anche qui si è giocata la 12ª giornata, subito il tabellino dei risultati: Gioiosa Imesi Atletico Catania 1-1, così come Città di Aci Sant'Antonio Real Belvedere e Leonzio 1909 Vittoria. Rosmarino che vince 2-1 contro il Città di Mister Bianco, Città di Avola che batte nel big match il Modica Calcio 1-0, Nebros vincente a Leonforte per 1-0, Ionica FC che vince a Mazzarone 3-0, chiude il Milazzo ancora una volta vincente in casa 3-0 contro l'SC Palazzo. Ed è proprio il Milazzo la squadra leader di questo girone B del campionato di eccellenza, al primo posto con 29 punti, 24 per Vittoria e Città di Avola, 23 Modica Calcio, 22 Imesi Atletico Catania, 21 per la Nebros, con 18 Gioiosa, 16 punti Ionica FC, con 15 Leonfortese e Rosmarino, 13 Città di Aci Sant'Antonio, 12 SC Palazzolo, 10 punti per la Leonzio, chiudono Real Siracusa Belvedere con 6 punti, 5 per il Città di Mister Bianco ed il Mazzarone Calcio con 4 punti. Prima di vedere gli highlights riguardanti la vittoria della squadra di Bognanni, una battuta su questo Milazzo insieme al nostro ospite, tanto di cappello perché la squadra gioca bene, è al primo posto con un vantaggio considerevole, devono tutti fare i conti con questo Milazzo quest'anno. Devono tutti fare i conti con la fame che Angelo Bognanni ha messo a Milazzo. È vero che comunque il Milazzo ha fatto una squadra importante, certo. Però Angelo si sta dimostrando un allenatore preparato, un allenatore in gamba e quindi sta sicuramente facendo un ottimo lavoro. È vero pure che Vittoria e Modica un po' stanno deludendo. Stanno deludendo perché soprattutto negli scontri diretti non fanno punti e sta salendo sempre di più il Città di Avola, quindi complimenti anche a Sirigu che ha dimostrato che con un'intelaiatura che volendo parte dall'eccellenza di base, però è anche vero che buona parte fa parte già del gruppo storico di promozione, sta creando secondo me un po' di sconcasso nella situazione di questo girone B, quindi complimenti anche alla Città di Avola 2020. Ma guardiamoci appunto invece questa bella vittoria 3-0 nettissima del Milazzo proprio contro l'SC Palazzolo.
Il Milazzo batte anche l'Ostico Palazzolo, che era reduce da 6 risultati utili di fila, di cui gli ultimi 3 conquistati dai gialloverdi contro Modica, Nebros e Avole. Si conferma capolista solitario nel girone B di eccellenza. Il match aperto e combattuto vede il Palazzolo confermare inizialmente il suo momento di forma, tanto da costringere prima il difensore rosso-blu Salvo al decisivo intervento in angolo su Pitronaci e poi dal successivo corner il portiere Piccioni in tuffo sul tentativo ravvicinato di Mustafarai. Ma il Milazzo non sta a guardare e diventa letale al minuto 22 quando Diallo dalla destra scodella a centro area, dove Bucolo col sinistro piazza il pallone alle spalle di Martinez, facendo esplodere di gioia i tifosi rossoblu. 1-0 per la formazione mamertine, prima rete in campionato per il classe 2003 del Milazzo, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. Gli ospiti provano comunque la reazione, ma le conclusioni operate dai gialloverdi al 29esimo e al minuto 31 non producono il pareggio sperato. Così nella ripresa al minuto 52 il Milazzo trova invece il raddoppio con Cassaro, che riprende il difettoso intervento di Martinez e da pochi passi non sbaglia la rete che vale il 2-0 per il rossoblu, mentre per l'esperto difensore mamertino si tratta della prima firma in campionato. I padroni di casa insistono provandoci a più riprese, ma il tiro di Bucolo al 63esimo è respinto dal portiere. Sulla ribattuta il destro di Scolaro è deviato in angolo dai difensori gialloverdi, mentre dal corner successivo il tentativo acrobatico di Ferre si perde alto sulla traversa. Spinge la squadra di casa, che ci prova da fuori ancora con Scolaro, che sfiora di poco il bersaglio, e subito dopo con Franchina, che da pochi passi trova la decisiva respinta di Martinez. Gli sforzi del Milazzo vengono comunque premiati al minuto 85 quando Bomber La Spada spinge in rete l'invito di Ferre, facendo così Milazzo 3 Palazzolo 0, e per l'attaccante classe 2001 rossoblu si tratta della quinta rete in campionato. Il 3-0 finale consegna dunque al Milazzo la 9ª vittoria, quinta complessiva del campionato, e il punto numero 29 che permette ai rossoblu di mantenere il primato e di portare a 5 le lunghezze di vantaggio su Vittoria e Avola e 6 sul Modica. ...29 punti a questo punto della stagione, Marco, sono tantissimi, però diciamolo pure, sono tanti. Sì, assolutissimamente sono tanti e danno una consapevolezza al Milazzo importante, quindi vediamo quello che succede nel mercato di dicembre. Vediamo quello che succede, perché io non credo che il Vittoria e il Modica mollino così facilmente. Conoscendo un po' le piazze e conoscendo anche Ferrara, diciamo, non penso che il Modica per esempio possa mollare, ma neanche il Vittoria, che ha fatto investimenti importanti. C'è anche l'Imesi Atletico Catania, che però zitto zitto, insomma, i 22 punti sono lì, sì, quelli fanno sempre il loro campionato. Insomma, sarà un girone di ritorno secondo me molto ingarbugliato, dove alcuni equilibri possono anche un po' spostare il risultato da una parte o dall'altra. Vedremo quello che succederà. Allora, siamo nella parte finale. Marco, io sono contento che oggi tu sia venuto a penalty, perché è una vita che spero sempre di averti in trasmissione, finalmente ci sono riuscito. Che cosa succede adesso nella parte della tua carriera agonistica? Cioè il ritorno in campo senza fretta, oppure insomma ti prendi anche tu ormai l'anno sabbatico e ti riposi? Ma ti dico che dopo i primi 15 giorni, dove ero un po' tra virgolette nauseato, è ricominciato il fuoco, no? E c'è il virus che è sempre in circolo. Il virus comincia a circolare, quindi la voglia di tornare c'è, spero di tornare presto, spero di avere un'occasione e di dimostrare che divertendomi riesco a fare ancora bene l'allenatore. Ecco. La categoria incide nella scelta, oppure anche ripartendo da una bella promozione potrebbe ispirarti il ritorno in campo? Io le ho fatte tutte, dalla prima all'eccellenza, quindi diciamo queste le ho fatte tutte. Non conta il progetto, conta la mentalità della società. Non esageriamo con la parola progetto, però, perché secondo me c'è un abuso di questa in realtà parola. Diciamo progetto è una parola sbagliata, conta la mentalità della società e la voglia di stare insieme. Molto spesso questa è una cosa che si dimentica. Stare insieme significa di lavorare insieme, di accettarsi per i pregi e per i difetti, e magari di portare avanti, non voglio dire progetto, ma un percorso che possa essere più positivo possibile.
importante da una parte e dall'altra. Perfetto, allora io ti auguro un proseguo a questo punto di questa stagione 24-25, speriamo di rivederti di nuovo in campo con la promessa che ritorni a penalty. Visto che sei a Palermo, quando vuoi posso tornare. Ok, grazie a Marco Mineo, prossimo chissà allenatore di qualche panchina che probabilmente si libererà, perché ne siamo certi che si libererà qualche panchina. Noi concludiamo qui il nostro spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Vi ricordo che ci rivedremo domani sul canale 19 di TVM Palermo, perché domani parleremo del campionato di promozione, ma parleremo anche del campionato di prima categoria e daremo uno sguardo anche ai risultati della Coppa Italia di promozione, ma anche della Coppa Italia del campionato di Serie D. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana con Penalty, il mercoledì alle 15:20, sempre qui sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold.